Una delibera nuova che è quella che fa la ricognizione del rinnovo dei patti di distretto, prevista ogni anno dalla Giunta regionale, ma anche il riconoscimento dei nuovi patti distrettuali che vengono proposti. Quest'anno abbiamo alcune interessanti novità. Abbiamo il metadistretto del turismo, quindi questa attività portata avanti assieme al vicepresidente Manzato è andata a buon fine. Abbiamo avuto un notevole numero di imprese e di dipendenti, ma che sicuramente andrà a aumentare anche non appena verrà resa esecutiva la delibera. Il metadistretto del turismo per mettere insieme tutti gli operatori turistici veneti e finalmente fare delle azioni a sistema nel nostro territorio veneto. Il primo passo sarà quello di un sistema informatico attraverso il quale tutte le imprese che hanno attività nel settore turistico, non solo quelle tradizionali, possono entrare e capire e avere anche una programmazione unitaria. Assieme a questo complessivo, altri due distretti di promozione locale, uno di Rovigo e quindi per il Delta del Po e quindi specifico per quell'area, l'altro per la montagna veneta e per le Dolomiti. Questi due distretti, nel momento in cui faranno attività e programmazione, sicuramente sarà inserita anche nel metadistretto, quello generale. Un'altra novità è stato il distretto delle energie rinnovabili, quindi significa che anche su questo settore, che è un settore innovativo, ormai cominciano ad esserci delle imprese che capiscono che bisogna stare assieme per creare delle sinergie e soprattutto delle azioni comuni. Voglio solo ricordare come vengono finanziati i distretti. Ormai da qualche anno la loro progettualità va soprattutto nella direzione di innovazione e ricerca su progetti che ricaduta andranno ad accrescere la capacità competitiva delle imprese socie. È stata richiesta dalla consulta dei distretti di rifinanziare anche la linea della promozione e internazionalizzazione, in modo particolare su nuove ricerche per mercati di sbocco complementari a quelli che già ci sono. Quindi anche questa è una linea che sicuramente troverà sostegno, perché credo che nel momento in cui ci siano delle difficoltà di crisi sui mercati tradizionali, soprattutto del cosiddetto mondo occidentale, ci siano territori che magari un tempo erano o sembravano ostili e con i quali non abbiamo rapporto, che comunque crescono anche nei momenti di difficoltà e hanno la voglia magari o la intenzione di acquistare prodotti delle nostre imprese. Quindi dobbiamo garantire la possibilità del sistema economico di raggiungere tutte quelle parti del mondo nelle quali si possono esportare i prodotti non solo del manifatturiero ma anche quelli dell'agroalimentare.